Sì, buongiorno a tutti, grazie veramente della vostra presenza, è una giornata importante perché veramente grazie a tutti voi abbiamo dato luce a questa parte della nostra città, una parte centrale tanto frequentata, tantissime macchine purtroppo passano anche per di qua e qui effettivamente era proprio un muro del pianto. Partirei proprio da una cosa, da quello che ha detto Sergio, dal rispetto di quello che sarà questo murales e non devo aggiungere altro, ecco. Quindi credo che sia stato chiaro, no? Quello che ha detto Sergio, quello che ho voluto sottolineare anch'io, rispetto. Ecco, non obbligatici a mettere 78 telecamere per inquadrare questa parte della città, perché non è possibile che nella nostra città accadano delle cose. Io ricordo sempre, perché non è una giustificazione, ma spendiamo circa 20.000 euro al mese per aggiustare dove i vandali rompono, a gratis, senza motivo, per noia forse. Io dico, ci sono tante associazioni di volontariato che possono accogliere anche tanti giovani che si annoiano, ecco, che invece di andare a rompere, a distruggere, a scrivere e imbrattare, possono dedicarsi alla nostra città, a dare una mano a chi ha bisogno, grazie alle tantissime associazioni di volontariato e sportive che abbiamo nella nostra città. Ecco, lì bisogna prima beccarli e dopo pagare i genitori. Quindi, ripeto, veramente grazie a tutti, grazie all'artista Tino Memmo che fa della nostra città ovviamente un qualcosa di stupendo, grazie alle sue opere, grazie al Panathlon di Chioggia che ha ovviamente diciamo sposato e finanziato questo importante progetto, a tutte le altre associazioni, agli amici della città d'arte di Chioggia, a Sergio Lavagnà, alla banda musicale sempre presente. Però chiudo, intanto buona domenica, che oggi è anche la festa dei fiori, isola pedonale, e quindi potete apprezzare la nostra città. Però ripeto, chiudo, rispetto.